Può funzionare? Prova. Buonasera a tutti, bentornati al martedì talk del Padova Pride Village. È difficile presentare quest'artista perché secondo me ci sono tanti punti di vista da cui si può prendere la chiacchierata che faremo questa sera. Nel 2000, durante la presentazione dei Telegatti, Alessandro Secchi Pavone si arrabbiò moltissimo durante la presentazione dei Telegatti perché venne dato un premio all'allora format Grande Fratello perché diceva che non era un programma di divulgazione scientifica e ci ha reguardito dicendo che da lì in poi avremmo rotto un sistema e avremmo perso di vista il confine tra cultura e intrattenimento. Va dato atto ad Alessandro Secchi Pavone che 12 anni dopo forse ci aveva visto un po' giusto, perché questo reality, che si chiamava Grande Fratello appunto per il primo reality, entrava nelle case degli italiani e ci ha solleticato un aspetto tipico degli italiani, abbiamo scoperto probabilmente grazie anche a questo format, che è quello voyeuristico. Noi vogliamo in qualche modo guardare il nostro vicino di casa, scoprire la sua vita, eccetera eccetera. Poi è successo nel tempo che in realtà di tutti gli inciuci, di Pinco, di Pallo, di Sempronio, che si incontra con Linda, che va... non ce ne è fregato più niente, quindi abbiamo provato a declinare i reality e cercare di farli sopravvivere attraverso varie sfaccettature che sono andate più o meno bene o hanno resistito qualche anno, forse sì, forse no. Poi abbiamo provato a rendere i famosi delle persone comuni, finché nel 2006 la Discovery nel suo canale Real Time decide di mandare avanti dei prodotti culturali che si chiamavano docu-reality, cioè dei documentari che parlavano della vita reale. E a un certo punto, dal 2006 appunto, è entrata nelle nostre case attraverso Real Time una signora che non aveva nessun interesse a indagare sulla vita sentimentale delle persone, dei loro inciuci, dei loro amori, di come si vestivano, bensì delle loro case. E abbiamo scoperto che questo argomento ci appassiona molto e ci racconta moltissimi aspetti degli altri, probabilmente di noi. E dopo 6 anni di onorata carriera, questa signora è diventata un'icona di stile, di eleganza, ed è soprattutto diventata un personaggio credibile, talmente tanto credibile che quando parla di diritti civili tutti noi la stiamo a sentire. Signori e signore, al Padova Pride Village, Paola Marella! Facciamo cambio, ci vuole stile anche nel fare. Va benissimo. Che dire, è una grandissima emozione, grande essere qui stasera. Paola, ma li hai visti? Infatti, proprio perché li ho visti. Secondo te ci stanno in un monolocale, in un attico, in un superattico, in una villa, tutte queste cose? Secondo me sicuramente in una villa, adesso non li vedo proprio tutti, ma sicuramente in una villa, sono tanti, che bello, è una grandissima emozione e sono molto grata per esserci. E sono grata soprattutto a Pierangelo che mi ha coinvolto in questa avventura e che mi ha reso orgogliosa comunque di poter dire la mia su un tema secondo me molto importante e soprattutto perché Pierangelo mi ha conquistato con una mail e quindi sono molto contenta di esserci. Sono sicuro che non sono l'unica persona a essere contenta che tu sia qui questa sera. Io per prima. Allora Paola, torniamo al 2006, il giorno in cui è cominciata questa virata della tua vita. Come è andata intanto? Cioè nel senso, è stata la televisione a cercare te, tu a cercare la televisione? Come è andata? No, la televisione a cercare me, ma proprio così, un po' per sbaglio, perché nel 2006 Discovery, all'epoca era Discovery Real Time, cercava dei volti per fare delle trasmissioni a tema. Io cercavano qualcuno che si occupasse di casa, mi hanno chiamato per caso, proprio per caso. Io che in quel periodo lavoravo non tantissimo perché era già iniziata la grande crisi e siccome a me non piace stare assolutamente con le mani in mano, è una cosa che non mi piace fare ma comunque nella vita, e ho detto ma perché non lanciarmi questa avventura che doveva durare 3-4 mesi e poi 3-4 mesi, poi 3-4 mesi e poi è nata
addirittura l'esclusiva con Discovery, e adesso c'è il Cerco Casa, il primo nato, alla 7ª edizione siamo, il Vendo siamo alla 5ª mi pare, e poi l'anno prossimo nasceranno 2 nuovi programmi e sono fierissima di questo. Sicuro che ci guarderemo tutti. Posso dire che le persone che non hanno cercato la televisione, ma le persone che la televisione ha cercato, sono poi alla fine i personaggi televisivi più riusciti? Ma io penso che Real Time abbia avuto un'intuizione in tempi lontani da questi, quindi perché parliamo del 2006-2007 quando sono nati i nostri primi programmi, ha cercato dei professionisti che facessero questo nella vita e potessero portarlo in televisione in modo, cioè non televisivo, perché se dovessimo guardare le nostre prime puntate cioè ci viene un po' così di sconforto, perché erano molto tanto casalinghe, ma il concetto era portare comunque la professione io facevo le case, Enzo si occupa di matrimoni, Alessandro Borghese di cucina, Carla di moda, insomma Barbara è una restauratrice bravissima, quindi portare delle persone credibili sul video. Cosa piace secondo te agli italiani dell'ultimo sbirciare le case? È un aspetto sempre voyeuristico oppure è un modo di esprimersi, di dettare stile, di cercare contaminazioni personali? Cos'è che piace? Perché il tema della casa è così importante?